indagini sono in corso e sicuramente sia il nostro governo che il governo congolese stanno facendo il loro meglio per riuscire a trovare chi sono stati gli assassini. E quindi crediamo molto nella giustizia, anche se in questo momento è molto difficile. Luca era una persona splendida e purtroppo le cose che mi ricordo, ad esempio abbiamo parlato recentemente delle vacanze post vaccini, post Covid nel 2022, perché lui tra l'altro era molto affezionato all'altopiano di Asiago e quindi abbiamo parlato, porterò le bambine a sciare, sono cose che rimangono nel cuore perché era una persona che parlava, insomma, Sua Eccellenza l'ambasciatore, perché Luca Attanasio, adesso tutti lo conoscono Luca, ma Sua Eccellenza l'ambasciatore è una persona molto importante che però era molto molto approcciabile.